Professore, una serata importante per parlare della storia del monumento al partigiano sul Grappa e anche del rastrellamento del Grappa, di cui ricorre l'80° anniversario. Sì, abbiamo voluto fare questa serata perché quando si va a Cima Grappa si frequenta di solito il cimitero ossario della Prima Guerra Mondiale e sfugge alla percezione e alla conoscenza di molti invece un altro monumento un po' più piccolo, un po' più modesto e anche più povero per certi versi per il materiale che è stato usato, che è il monumento al partigiano, che invece è opera di tre grandi intellettuali veneti che sono il poeta Zanzotto, lo scultore e pittore Müller e l'architetto D'Avanzo, i quali hanno progettato fino ai minimi particolari questo monumento che costituisce un itinerario attraverso i 20 mesi della lotta partigiana. Ecco, e finisce con una statua in bronzo bellissima, stupenda, perché poi è aperta verso la pianura e verso la montagna per altri versi, ed è bellissima soprattutto nei giorni quando splende il sole. Ecco, concluderei con il monito che è stato fatto: basta polemiche su questo argomento. Sì, perché ci sono state discussioni, perché ci sono degli elementi direi retorici che sono stati utilizzati soprattutto nell'immediato dopoguerra, per cui i numeri dei caduti non tornano eccetera, perché rispetto agli studi che sono stati fatti successivamente, in particolare gestiti dall'Istituto Storico di Treviso e l'Istresco, le cose sono state anche riviste e ridimensionate per certi aspetti, perché anche i protagonisti in un certo senso per uscire da una sconfitta ne esageravano in fondo le loro gesta.